questo è lo scenario per la produzione delle rinnovabili, e l'aumento delle rinnovabili si dovrebbe ottenere attraverso il biogas per il 43%, il fotovoltaico per il 32%, il 10% attraverso le biomassa, poi c'è l'idraulica, l'aerotermica, solare termico, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto una piccola nota dicendo che oltre il 50% della nuova produzione di energia, che si chiama da fonte rinnovabile, avviene attraverso la combustione. Avviene attraverso la combustione, che è l'unica cosa che noi dobbiamo evitare in questo territorio. Data la pessima qualità, mi sono permesso di aggiungere, per questo è il più grosso problema che noi abbiamo oggi, mi sono permesso di aggiungere 2 diapositive. Questa è la prima, questo che voi vedete, allora vediamo se riusciamo a fare un... lavorando. Sì, va bene. Sì, però... Allora, questa è una diapositiva che io uso spesso, ma che usano quasi tutti, perché poi ho fatto una ricerca in internet e ho visto, viene fuori dal lavoro che ha fatto il comitato per le opere di mitigazione, di compensazione per la terza corsia, il comitato terza corsia di Taglio Veneto, ed è una delle più belle, purtroppo, perché visibile, diapositive della concentrazione di ossidi di azoto tra il gennaio 2003 e il giugno 2004 rilevata dal satellite europeo e emissato ad un'altezza di 800 km circa. In questa, l'Università di Heidelberg, e in questa diapositiva qua voi vedete 2 grandi macchie rosse. Una è la pianura padana, la vedete? È esattamente la pianura padana. Torniamo a perché il meccanismo, o mi mandate una valletta o io non riesco a fare contemporaneamente tutte le operazioni. Un valletto. Allora, questo è il quadro ambientale dell'ARPA. L'ARPA nella valutazione ambientale strategica dice ok, va bene tutto, però attenzione all'aria, perché per sistemare l'aria noi dobbiamo avere delle compensazioni e delle mitigazioni. Queste sono già previste dal piano regionale della qualità dell'aria, dice l'ARPA. Questa è, se vi interessa, l'Unione Europea fa un report annuale sulla qualità dell'aria. Questo è il report dell'Unione Europea 2012, l'aria 2012, non per lo. Allora, forse voi vedete poco, ma dove voi vedete concentrazione di puntini rossi, sopra è il PM10, sotto il PM2,5, perché si comincia a misurare anche questa roba qua, e di qua, questo qua è l'ozono. Allora, probabilmente ognuno di noi fa proprio il problema quando si è convinto del problema. E quando ci è stato detto che la combustione, anche minima, sto facendo riferimento alle biomasse, alle centrali a biomassa, qualsiasi combustione, anche minima, in una situazione come questa è un grossissimo problema. Noi dobbiamo provare a immaginare il nostro territorio libero il più possibile da traffico e senza combustione. Ripeto, senza combustione. 2 diapositive sulle biomasse. Allora, ovviamente, come avete visto prima, l'aumento delle rinnovabili si ottiene attraverso biogas, soprattutto fotovoltaico e biomassa. Perché la biomassa nel nostro territorio?
o riporto la biomassa legnosa. Anche questo è uno dei tanti diagrammi presenti nel piano. Regione Veneto. Biomassa legnosa significa comparto forestale, agricolo, urbano, industriale. Lasciamo perdere industriale e urbano perché sono poca cosa, guardiamo il forestale e l'agricolo. Se guardiamo il forestale, la provincia di Venezia ha in termini di superficie il 0,13% di superficie per forestazione. C'è una superficie adatta alle foreste. Ripeto, 0,13%. Non abbiamo territorio adatto alla foresta, non c'è. Guardate, I giardini. rosso sono quelli nelle zone dove la foresta c'è, verde abbastanza, bianco dove non è proprio adatto il territorio. Poi, considerato che il territorio nostro non è adatto, teniamo presente che il forestale, diviso fra legna da ardere e cipato, dà il 70% delle potenzialità dei TEP necessari, perché si concentra soprattutto sul forestale. Ma il forestale da noi non c'è, per cui se mettiamo in piedi una qualsiasi cosa che brucia legna, deve per forza arrivare, se tutto va bene. Se tutto va bene dalla montagna, se non va tanto bene dall'est, e chissà quale tipo di legname. Le bioenergie in generale. Allora, se abbiamo detto prima che tolto la forestazione ci rimane solo l'agricolo, o noi coltiviamo i campi per produrre materia per far andare avanti, per bruciare su dei motori per produrre energia elettrica, oppure noi dobbiamo fare un'altra scelta. Chiudo il discorso delle biomasse legnose di origine agricola forestale. In questo diagramma qua sono segnate le imprese agroforestali esistenti, divise fra piccole, medie e grandi nella regione Veneto. Ovviamente non abbiamo territorio forestale e di conseguenza non abbiamo neanche aziende di tipo agroforestale. Per cui dobbiamo andare in cerca anche di aziende che vengono da fuori per fare questo tipo di intervento. Bioliquidi e biogas, andiamo verso la fine. Oli vegetali sono utilizzati, l'olio vegetale puro per la produzione di energia meccanica e elettrica, la termica, biocombustibili, per la trazione principalmente ad uso agricolo, biocarburanti, per i miscelati col gasolio, il biodiesel per la distribuzione su rete stradale. Si chiamano tutti bio, sono tutti bio. Oli vegetali, biocombustibili, biocarburanti e biodiesel. Oppure l'olio vegetale esausto, ma che si trova in minima parte. Cosa hanno? Il grosso problema dei bioliquidi qual è? Che la principale coltura oleaginosa per la produzione di olio vegetale puro in Veneto è rappresentata dalla soia. A questa seguono il colza e il girasole. Significa che se noi non abbiamo il forestale e vogliamo andare avanti con i bioliquidi e vogliamo andare avanti con le biomasse, dobbiamo in qualche maniera occupare parte del territorio agricolo per produrre o soia o colza o girasole che poi viene utilizzato come combustibile. Il biogas è un'altra cosa simile, perché se da una parte ha un suo concetto che è quello del creare del gas attraverso reflui,
Dall'altra parte però, perché sia economico e sia utilizzabile, questo deve essere fatto bene. Cosa significa fatto bene? Significa che per il 45% ci deve essere coltura di primo raccolto, per il 24% coltura di secondo raccolto. Vuol dire che anche in questo caso qua, per utilizzare il biogas, noi dobbiamo buttarci dentro prima coltura, seconda coltura. Noi riteniamo invece che il territorio agricolo, che lo scopo principale scopo principale e imprescindibile dell'agricoltura è sfamare il genere umano. E sfamare il genere umano.